Tutto fa pensare che si sia trattato di un incidente, di una drammatica fatalità. Walter Busato, 68 anni, di Treviso, sarebbe scivolato in acqua e poi annegato. Stando alle prime ipotesi dei carabinieri che si stanno occupando delle indagini, l'uomo sarebbe morto così. Resta però il mistero su quando Busato sarebbe caduto in acqua. Potrebbero essere trascorse solo poche ore o addirittura un giorno prima che il corpo venisse visto riaffiorare dalle acque del Cagnan in zona pescheria. Ad accorgersi del cadavere un tecnico che ha subito dato l'allarme. Sul posto, oltre ai militari dell'Arma e al SUEM, i vigili del fuoco che hanno liberato e recuperato il corpo sotto lo sguardo scioccato dei passanti. Il magistrato di turno al momento ha disposto una ricognizione esterna sul cadavere che da un primo esame non presenterebbe segni di violenza. Questo farebbe pensare quindi all'incidente. La prima ricostruzione porta ad ipotizzare che Busato probabilmente stesse orinando sulle rive del fiume, visto che è stato trovato con i pantaloni abbassati. Sarebbe scivolato, non riuscendo più a risalire. Ma il 68enne potrebbe anche essere stato colto da malore e svestito dalla corrente, particolarmente intensa a causa del maltempo delle ultime ore. Busato era un volto noto a Treviso, molti lo conoscevano come il mago, ma l'uomo era solito girare per il centro storico con vari travestimenti, da Dante, Arlecchino o Babbo Natale. Residente a Santabona, preferiva una vita libera, spesso in strada, finita in modo drammatico nelle acque del Cagnan.